Buonasera a tutti, visto TV, ite novela de oie, de Kenapura, sese de Lampatas do Missa e Vinti Kim. Sempre dai suoi studi del BCTV, via Salvemini numero 11, da esa vita de Bizzi e da esa terra sarda a tutti lo Ranasone Bizzi Chiesa e a tutti los amantiosos de Bizzi TV. Bene, come stiamo diretti, damos un'occhiata a questo che è un pacchetto particolare tra lo grigio e il biaitu, insomma, però già cominciano a si imbiaitire di più, a applicare sul colore del chelo. Questa è da nostra, come dovreste vedere, questa bella campagna a intunno. Ecco qua un'altra fotografia, oh, già paleolica è scopuzzata adesso dai costucchelo che non è proprio completamente limpio, si dette appena si dette, però insomma non è scrivete, direi tutto questo neo. Bene, sole prendo tutto da Dio e 31 gradi di temperatura massima, 28 gradi di temperatura minima, però non è un cielo proprio limpio. Andiamo a casa, sabato, che lo limpio tutto da die, pezzi qualche nughetta verso la stresa e Salvatore, le orte die, 33 gradi, strada Biloconni su calore, la temperatura massima, 28 gradi di temperatura minima. Bene, cominciamo questa nuova. La prima nova este chi oye a sa sonne che mesa vamos una rayonata aquí su con Peppe Cicolini, rayonamos de tantas cosas, rayonamos, siamo da meta che nella che questa rayonata, quindi ponete vos in appuntamento chi oye a sa sonne che mesa bessa rayonata. Chi in su sinnico, preparatevelo che già il dimanda delle achere, ve la potete fare tranquillamente mandando un messaggio in diretta, insomma, ecco, potete fare commenti o lo potete fare, che è possibile, insomma, io poi lo rimbalzo a IS e basata a poter rispondere. Bene, andiamo all'appuntamento schibata su primo la muscrasa. Ecco, il primo appuntamento è che in questo onore e ammento che già che terrena l'atto, domenica, cioè, no, questo è il domenica, non sabato, scusate, domenica 8 di Lampata a Saldec e Mesa in piazza dei donatori di sangue. Bene, altro appuntamento, poi vesti l'uvula, questo è Giuseppe, sabato, dell'Ampatasa verso studio per una possibile riscrittura di Pinocchio, intitolato Evento Pipinedda. Esito finale di laboratorio teatrale, conduzione del laboratorio regia Antonio Marras, di Ecom, Maddalena Conge, eccetera, eccetera, Bologna appoggia la biblioteca comunale dell'Uvola a Sasotto de Zero, Viale della Repubblica. Poi avevamo un appuntamento in Bizzi, in Michele, in parte sono organizzato da essa Teppilora Culture, la cooperativa, mercoledì 11 giugno 2025, ore 17:19, laboratorio di manipolazione con l'argilla aperto a tutti i bambini e adulti. Ore 21, proiezione del film L'ombra del fuoco, Zumbra su fuoco. Di Enrico Pau 2023, ingresso gratuito. Il regista sarà presente alla proiezione. Info cooperativa Istelai, tiscali.it, terrapintada@gmail.com. Telefono dopo petire 3 23 71 75 9.
32, 329, 90 chimbe, 32, 900. Vabbè, non mi hanno mandato avviso di questo pure, l'ha pubblicato comunque, spero sia permesso. Tutto questo è in piazzetta Pitalisi, Bitti, Mubbi, Museo della Civiltà Pastorale Contadina, poi MMT, Museo Multimediale del Canto a Tenore. E queste sono l'iniziativa, poi vestino che appunto qualche manifesto che appunto riguarda su filmato, che è proiettato, Bitti, Piazzetta Pitalis, mercoledì 11 2025 ore 21. Il regista Enrico Pau sarà presente alla proiezione. Zumbra de Suku. Scritto e diretto da Enrico Pau, prodotto da Lucrezia tanto, insomma, si hanno partecipato a fare questo film, questo cinema. A te non mi pare che non va pensa a qualche cosa in una mutannanne che non beh, appunto ha pubblicato un filmato che mi è stato mandato da Sazzente, insomma, del giusto che la strada si sprazza, la riene pulita, e non va a problema, la animale, soriche, eccetera, eccetera, ma andiamo a ragionare oggi a Manzano, che in Sosinnico. Bene, colonna associazionale, censimento degli immobili in vista delle T Assosenato. Il GAL fa la conta delle strutture idonee all'accoglienza. Questa è una bella cosa, biccheria, è una cosa gola che Mario Calia, Bitti, il grande sogno dell'Einstein Telescope è sempre più vicino. Il GAL, il gruppo di azione locale, Nuorese Baronia, ha avviato così una manifestazione di interesse rivolta ai proprietari di immobili dei comuni di Bitti, Lodè e Lula, Onani, Osida e Orune, con l'obiettivo di censire le unità abitative e ricettive potenzialmente disponibili sul territorio. I comuni in questione sono quelli più immediatamente interessati al progetto che vede protagoniste le miniere di Sosenatos in territorio di Lula, vabbè, non è solo in territorio di Lula. L'iniziativa del GAL si inserisce nell'ambito delle attività di supporto allo sviluppo locale in vista dell'insediamento delle T nelle vecchie gallerie dismesse che hanno fatto la storia di Lula e dintorni. Il censimento punta a costituire un database aggiornato di strutture idonee ad accogliere personale tecnico-scientifico, lavoratori e visitatori collegati al progetto, contribuendo a rafforzare l'offerta abitativa e ricettiva dell'intera area. Va bene, va bene. Per un altro, i cittadini interessati, proprietari o titolari di diritti reali sugli immobili, potranno inviare la propria candidatura entro le ore 14 del giorno 30 giugno, compilando l'apposito modulo e trasmettendo la documentazione richiesta all'indirizzo censimento-immobiligal@gmail.com. Quindi il todo su 30 de lampada, mi raccomando, chi è batta domo di questo tipo. Cantus e Contus insieme all'ISRE alla scoperta di musica e storia. Appuntamento domenica sera all'Auditorium Giovanni Lelio. Questa è una bella cosa, un bel appuntamento. Cantus e Contus, Posadia della Sardegna, un racconto in musica per onorare la memoria storica e culturale del popolo sardo. L'appuntamento è per domenica 8 giugno alle 20 nell'Auditorium Giovanni Lelio dell'ISRE, una manifestazione narrativo-musicale interamente in lingua sarda che fonde racconto storico e musica dal vivo per celebrare l'identità della Sardegna attraverso le sue radici culturali più profonde. Iniziativa promossa dall'Associazione Culturale e Musicale Ennio Porrino di Elmas, direzione artistica del maestro Ignazio Perra, in collaborazione con l'associazione Diapson di Nuoro.
Va bene, va bene, va bene. Una bella cosa. Oh, Benetutti e Nule e Guspini scelgono la provincia. Questo si vota in contemporanea a sul referendum. Lo hanno scoperto all'improvviso, perlomeno alcuni. A Benetutti, Nule e Guspini, oltre ai 5 quesiti referendari nazionali, ce n'è uno decisamente locale, anzi provinciale. Nei 3 comuni sardi, infatti, la consultazione popolare è richiesta anche per scegliere la provincia di appartenenza, che sia nuova o vecchia. Allora, dai cimiteri agli edifici pubblici, piano della regione per gli enti locali, uno stanziamento da 100 milioni, il Dimos Comentano distribuito. Allora è la prima volta che la regione fa una programmazione pluriennale dedicata agli enti pubblici. Antonio Più, quota AVS della giunta, lo presenta così il piano per mettere al corrente a correre 100 milioni di euro spalmati in 9 bandi. Per ciascuna gara è previsto un tetto massimo concedibile, così come una graduatoria che terremo aperta in modo da finanziare le opere con nuove risorse una volta esaurito il primo plafond, spiega l'assessore ai lavori pubblici. I 100 milioni sono stanziamenti regionali. Primo blocco, le 9 linee di intervento previste cominciano dalla messa in sicurezza di ponti e viadotti, ma non di strade rurali e vicinali. Questo bando, che vale 14 milioni, ciascun ente locale può richiedere al massimo 1,5 milioni e presentare una sola domanda. Il bando 2 è dedicato alla realizzazione di itinerari ciclabili. A disposizione ci sono 11 milioni. Ogni comune può richiederne al massimo uno se partecipa da solo, 2 se la domanda è in forma associata. Per le strade di interesse locale o regionale c'è la gara numero 3, da 16 milioni. I municipi sino a 5.000 abitanti potranno avere un massimo di 300.000 euro, è la regola, e 500.000 euro per quelli da 5.000 a 30.000 residenti, 700.000 per gli enti locali più grandi. Ecco poi la riqualificazione delle reti di drenaggio, bando 4 per evitare allagamenti, dice Più. L'importo complessivo a disposizione di 12 milioni, la soglia massima che si può ottenere è di 500.000 euro, eccetera, eccetera. Bando 5, poi Beste, da 9 milioni, riguarda i cimiteri. Finanziamo progetti inerenti alla cremazione degli animali domestici, ma anche la digitalizzazione per permettere la localizzazione dei propri congiunti, oltre che gli ampliamenti e la messa in sicurezza, spiega l'assessore. Gli interventi nei centri urbani sono la gara 6, 13 milioni a disposizione con un finanziamento massimo di 800.000 euro per i comuni da 30.000 abitanti in su. Il bando 7 stanzia 10 milioni per gli edifici pubblici. Stavolta c'è anche un contributo minimo che non può essere inferiore a 50.000 euro. Quello massimo invece di 800.000 euro. L'eliminazione delle barriere architettoniche è la gara numero 8, da 1 milione di euro, sempre con 3 fasce di finanziamento in base alla popolazione. Il nono bando da 10 milioni è sull'illuminazione pubblica, eccetera. E poi vi sto spiegato come è il suo meccanismo. Allora, salvacasa verso l'aula, scintille tra gli schieramenti, spanè d'adeguamento
selettivo del decreto. Truzzo, Fratelli d'Italia, rischio impugnazione. La discussione in aula del salvacasa promette scintille. Il DDL che approderà tra i banchi del Consiglio il 10 giugno non recepisce l'abbassamento da 28 a 20 metri quadri. Tutto questa lagna e non arrivano a compimento di questo decreto. Allora, vediamo che male i trasporti locali, solo il 13% dei cittadini lo utilizza, però dai San Giro lo spostare che nessuno è intro. Giudizi impietosi dai pendolari dell'isola, sono tra i meno soddisfatti d'Italia. Pochi, lenti, non affidabili, il servizio di trasporto pubblico locale sembrano non piacere ai sardi, tanto da essere scelti solo dal 13% scarso della popolazione. E in molti casi e non è difficile capire i motivi della poca fiducia, la quota di pendolari che in Sardegna utilizza i mezzi pubblici, treni, tram, autobus, pullman e corriere extraurbane è di gran lunga inferiore rispetto alla media nazionale del 17,5%. Oh yeah. Salgono PIL e occupazione, ma è emergenza natalità. L'analisi del Krenos, economia sarda trainata dal turismo e dall'agricoltura. L'allarme, persi 880.000 residenti in 15 anni e ormai molti rinunciano alle cure. Educazione e prevenzione, il diabete di tipo 2 si sconfigge dalla scuola, combattere la sedentarietà e fare una regolare attività fisica. Speciale Ippocrate, oggi alle 21 su Videolino. Sanità, il max ostacolo del CUP, cancellate 390 visite al giorno. Ogni anno saltano 100.000 appuntamenti fissati dal centro di prenotazione. La presidenziale necessario cambiare. Cure in tempi rapidi per tutti, cioè su CUP purtroppo un anno si prenota e poi non si presenta. E quindi propone una delibera di giunta per riformare il sistema, sanzioni a chi non si adegua, sms e mail per confermare o cancellare le visite fissate. Allora, la delibera approvata ieri sera dalla giunta regionale è di 7 pagine e individua indirizzi, obiettivi e punti fermi per le singole ASL, disegnando uno scenario nuovo per l'intero sistema di prenotazione. L'assessore alla sanità Armando Bartolazzi ha spiegato i punti forti del nuovo sistema: gestione trasparente delle agende di prenotazione, monitoraggio delle disdette attraverso verifiche ed appositi RECAL, introduzione delle liste attive per utilizzare gli spazi resi disponibili da cancellazioni, sanzioni per i mancati preavvisi di disdetta. Questo bicchiere, sanzioni per chi è noata disdetta. Presentato il 32esimo rapporto del Krenos, l'occupazione sale, merito del turismo, ma il sistema economico è fragile. L'isola è 169esima su 242 regioni europee. E inoltre Vespiglia, Duchinarata, per mitigare gli effetti della denatalità bisogna investire sulla produttività, cioè siccome siamo diventando piccolo, bisogna che questo spacolo producano di più. L'intervento di Francesco Pigliari al Pop Days, più competenze agli over 50.
Si conclude oggi il Pop Days, una 3 giorni internazionale dedicata agli studi sulla popolazione, che ha visto riversarsi in Sardegna centinaia di economisti, statistici e demografi. Un preludio sui lavori si è avuto mercoledì nella sede della Fondazione di Sardegna, dove si è tenuto un convegno sulle sfide dell'invecchiamento. Tra i dati emersi per l'isola vi è quello che conferma come la mortalità per gli ultra ottantenni sia più bassa al proseguire dell'età rispetto alla media nazionale. Tra gli interventi anche quello di Francesco Pigliaro, ex docente di economia già presidente della regione, che si è soffermato su come si possa mantenere l'attuale livello di vita a fronte dell'invecchiamento della popolazione. Dobbiamo incrementare la produttività. Anche le migliori e costose politiche per incrementare le nascite, come quelle messe in campo dall'Ungheria, che costano il 6% del PIL, non arrivano al 2,1%, il tasso di sostituzione, ma solo all'1,6%. Cioè non arrivano al 2,1 ma solo all'1,6. Pigliaro ricorda come se non si contrasta il processo di invecchiamento della società italiana, al 2020 il nostro PIL, ricchezza prodotta ogni anno dal paese, diminuirà del 18%. Andiamo da innanzi. Questo l'abbiamo già visto, scusate. Già visto. Ecco qua, referendum. Italia al voto su lavoro e cittadinanza. 5 quesiti per cambiare paese. Scheda avresti spiegato come sono, le schede, chi scheda del colore diverso, verde, arancione, aranzina, grigia, ruia e groga. Groga este cruza il gruppo de sos immigratos. Educazione triple B, l'abbiamo già visto. E noi torniamo a politica internazionale. Trump, Musk, ora volano gli stracci, questo tiene cuore a me, cuore a te. Il Tikkun, replica, voleva gli incentivi sulle auto elettriche. Tesla perde 100 miliardi. Insomma, Inoche che la son ponendo veramente male. Dopo essersi tanto amati per un anno o più, o giù di lì, tra Donald Trump e Elon Musk sono volati gli stracci. Abbiamo avuto un ottimo rapporto, ma sono sorpreso. Elon mi ha molto deluso, ha detto il presidente americano ai giornalisti durante un'apparizione nello studio ovale accanto al cancelliere tedesco Friedrich Merz, sentendosi dare in diretta su X dal suo ormai ex alleato dell'ingrato, gli rispondete Musk: senza di me non avrebbe vinto le elezioni. Ha tonato il padrone di Tesla mentre il titolo della società crollava a Wall Street. Ormai è scontro aperto dopo che per giorni i due hanno negato i dissidi dietro all'addio di Musk al suo ruolo nel governo. Il Tikkun ha svelato di averlo cacciato ed Elon ha detto dato di matto. Elon ha dato di matto, cioè anche l'ha cazzato, anche Elon ha dato di matto. La rottura, finito dunque l'idillo della strana coppia. E andiamo da innanzi, riterata il rapporto inclinato e vabbè, è un come strinzugliano e cose da satiro. A Gaza riprende la distribuzione degli aiuti, Meloni, Israele si fermi. Nella sola giornata di ieri consegnati 1,4 milioni di pasti, appelli contro il blocco. Guerra in Ucraina, chiesto il rientro a casa dei bimbi deportati. La Santa Sede media. Zuppi, le religioni
avvicinano, però binas in cui subata differenzia la città del Vaticano, la pace tra Russia e Ucraina è tutt'altro che vicina, ma in Vaticano si continua a lavorare non solo sul piano umanitario, ma anche per fare dialogare le due parti in causa e magari proprio all'interno del Vaticano, come più volte ha offerto la Santa Sede e lo stesso Papa Leone. Il giorno dopo la telefonata tra il Papa e il presidente russo Vladimir Putin, il Cremlino precisa che non si è discusso in modo pratico e concreto di una soluzione negoziata del conflitto in Ucraina, ma Putin ha espresso un'elevata valutazione del contributo del Vaticano alla risoluzione di diverse questioni umanitarie. La Santa Sede è impegnata da tempo, soprattutto grazie all'opera del cardinale Matteo Zuppi, che era stato nominato da Papa Francesco inviato di pace per questo conflitto. Vabbè, che però non che rombo canne. Questa deputata brasiliana non schiappo nuda, no? Ha scoperto come. La deputata ultraconservatrice Carla Zambelli, passionaria del partito dell'ex presidente Jair Bolsonaro Potesquie, ha fatto sapere ai principali media brasiliani di essere arrivata a Roma. La parlamentare ricercata dalla Interpol ha la cittadinanza italiana, come peraltro i figli di Bolsonaro. La donna è stata condannata a 10 anni di carcere in Brasile per l'hackeraggio del sistema informatico del Consiglio nazionale di giustizia. La deputata, che aveva lasciato il paese sudamericano dopo la sentenza di condanna emessa il 14 maggio, ha detto di essere atterrata nella capitale italiana con un volo proveniente da Miami. Secondo gli osservatori, il caso presenta elementi delicati per le relazioni Italia-Brasile che evocano il dossier Battisti, cioè Battistiti, il brigatista emigrato in Brasilia, e cioè in Brasile, insomma, come in Brasile è cambiato il regime, na Mogai, e quindi sa musica come zona diverso da come zona ia prima. Allora, basta articoleggio, lupo del Musk e Dillo Finito, mi ha deluso, è un ingrato. Il miliardario attacca il presidente e nei file di Epstein. Chi è questo Epstein? È un probomine che forniata lo spizzinello a pedofilo. E a quanto pare che esiste un elenco di questi clienti di questo Epstein e secondo Musk in questo elenco di questi clienti Bespuro Trump, e quindi praticamente nanne che Trump è un pedofilo. E quindi tancamos in occhio questa itenovra de oggi, nos damos appuntamento a Sasurnica mesa, poi sarà che a chiuso chi sosinnico De Vizi Peppe Ciccolini. Quindi buon saluto, a tutti e mezzo a casa, poi te novas, e appuntamento è però a Sasurnica mesa, poi non tornerà in tenere in diretta in Vizi TV. Bene, ponemos a sigla tancatura.